Amici della Lega Calcio a 5, benvenuti alla Stella Azzurra, dove si stanno per affrontare United MC e Antico Difensivo. Mamma mia. In attacco, il tiro dalla distanza ed è 1-0 il vantaggio dello United, segnato da Drock. Calcio d'angolo e il pareggio, sempre su palla inattiva. Questa volta è l'Antico Difensivo a far gol, va a segnare Cambriani. Sull'out laterale passa il pallone al compagno, carica il sinistro dalla distanza, respinge il portiere. Parte in contropiede, può crearsi superiorità numerica, palla dentro, che errore del portiere. 2-1, ancora Drock, vantaggio dello United. Antico Difensivo in possesso, palla sulla sinistra, è tutto solo e col destro pareggia i conti. 2-2 Nuccetelli. Salta l'avversario, il secondo rischia di perdere il pallone, poi riconquista la sfera, porta la palla sul destro, mette al centro, la riconquista, Caparbio. 3-2, Cambriani ribalta il risultato, Antico Difensivo in vantaggio. Sinistra, palla per Nuccetelli che col destro va a segnare sul primo palo. 4-2, Antico Difensivo adesso doppio vantaggio. Carica il destro, deviazione fortuita. 4-3, si riapre la partita. Dognacuo parte sulla sinistra, Iafolla col destro, buca sotto le gambe il portiere e siamo 5-3, di nuovo doppio vantaggio dell'Antico Difensivo. Iafolla, lo scavetto a cercare il compagno, esce male il portiere. 6-3, Cambriani approfitta dell'errore dell'estremo difensore. 6-3. Fallo, sì, è così. Calcio di punizione, andrà Nuccetelli col destro, forte sul secondo palo. 7-3, punto esclamativo per Nuccetelli sulla partita dell'Antico Difensivo. Contropiede, è un 3 contro 1, palla che esce ma non c'è più tempo. Qui per la Lega Calcio a 5 dalla Stella Azzurra, Antico Difensivo vince 7-3 contro lo United MC.